Sebastiano Cassarisi di Avola. Uno alla volta, per favore. Come dire, si ricorda veramente un simpaticone. Non la conosco la prima sera del giovedì, ma poi le risate, le battute anche colorite e simpatiche che mi ha fatto fare serate uniche. Grazie. Scusate la mia goliardia, la mia coloritura, le mie malaparole, i miei appellativi, di tutto questo mi scuso, ma con molto spirito di affetto, perché ritengo che nell'amicizia bisogna essere al naturale e io sono fatto così, dalle battute più saporite o colorite o anche a volte un po' volgarotte ai momenti di spiritualità e di preghiera intensa. Voglio usare le parole del Vangelo di oggi. Il corpo umano è fatto di tante membra, ma è un unico corpo e un unico spirito. Noi siamo stati proprio questo. Mi viene la pelle d'oca al pensiero, però veramente siamo stati tante braccia, tante gambe, tante dita, tante mani e un solo corpo e un solo spirito. E aggiungo che solo stamattina abbiamo avuto due segni grandissimi. Ci siamo fermati, abbiamo iniziato a pregare il rosario all'uscita di Scicli, abbiamo fatto il rosario al santuario delle milizie. Siamo entrati nel santuario delle milizie e sono stato pervaso da un profumo di rose, come se ci fosse stato un evento nunziale. Avete presente il profumo di fiori, quando si va al matrimonio ci sono cesti di rose e di fiori? Ho detto a mia moglie saranno le rose che sono sull'altare. Invece lei mi ha segnalato che sono tutte rose di plastica. Cambia gli occhiali. Mi sono impietrito. Devo dire che nessun regalo migliore di quello del giorno di Pentecoste. Io ho sentito oggi con noi lo Spirito Santo. Grazie a ognuno di voi. Grazie a Onasti e Daniela. Grazie alla Bernardina Fiorella. Grazie a Salvo Piccione. Grazie a Rossana e a Rosalia. Grazie a Mario. Grazie a Don Ignazio. Grazie a Paolo e a Maria. Grazie a Gina. Grazie a Sofì. Grazie a loro. Grazie a Salvo. Grazie a tutti voi. Grazie a Liliana e a Ciccio. Toma la culpa. Grazie.